Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo, come dicevamo, dalla cronaca, una vasta operazione della Guardia di Finanza contro il narcotraffico dal nord Europa all'Italia e tra gli arresti anche uno a Treviso. Erano capaci di movimentare fino a 5 quintali di droga nel loro traffico internazionale. Fiumi di cocaina, hashish e marijuana da Spagna, Danimarca e Svizzera e diretti in centro Italia attraverso una banda di corrieri. Tra questi c'era anche un 35enne albanese residente a Treviso, uno dei 9, tutti connazionali, arrestati dalla Guardia di Finanza di Ancona, punto finale di un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nata nel 2023 e che ha visto una stretta collaborazione di indagine tra gli inquirenti di tutti i paesi coinvolti. Il traffico all'ingrosso avveniva nascondendo la droga con svariate modalità e produceva ricavi per milioni di euro che venivano poi riciclati in attività commerciali che fungevano da copertura. Nel blitz delle fiamme gialle, arresti a Bari, Civitanova Marche, Fermo, Porto San Giorgio, Milano e appunto Treviso, dove la scorsa settimana è stato accompagnato nel carcere di Santa Bona il 35enne che viveva in città e aveva già diversi precedenti alle spalle. Una volta acquistata, la droga veniva portata attraverso i corrieri in Italia e destinata principalmente alle Marche, dove fidati sodali provvedevano a rivenderla all'ingrosso. Nel corso delle indagini sono emersi inoltre elementi tali da ritenere un'estensione dei traffici verso altre regioni italiane. Da Treviso a Loria con le ore di paura e di apprensione quando c'è stato un intervento di più forze per localizzare e poi abbattere un toro che era fuggito dall'allevamento. L'allarme è scattato verso le 9 del mattino quando ai carabinieri è arrivata la denuncia della fuga di un toro da un allevamento di via Cacciatora a Loria. L'animale ha iniziato a vagare per i campi della zona agricola circostante a sud del tracciato della superstrada pedemontana nei pressi del casello di Riese Pio X. Nella zona sono arrivati anche i vigili del fuoco mentre il sindaco Alberto Battistella iniziava le procedure per l'abbattimento dell'animale vista la pericolosità della situazione. Il toro continuava a fuggire anche in zona abitata e quindi si è reso necessario l'abbattimento da parte degli organi preposti per sicurezza gli abitanti stessi della zona, e ciò è avvenuto intorno alle 11:30 di questa mattina e grazie a Dio e grazie a tutti quanti si sono messi a disposizione, la cosa non ha avuto effetti negativi per la popolazione, insomma. Nell'operazione, che si è allargata fino a via Manzolino in un raggio di diverse centinaia di metri, sono stati coinvolti anche i servizi veterinari dell'ULSS 2, la protezione civile e la polizia provinciale, che ha poi materialmente provveduto ad abbattere il toro. In poco tempo si è dovuta muovere velocemente una macchina complessa. Devo ringraziare tutti questi organi perché si sono dimostrati veramente efficienti ed efficaci e con poco preavviso sono stati fatti tutto quello che si è reso necessario per evitare di avere dei problemi tra la popolazione, insomma, quindi grazie a tutti per l'ottimo lavoro fatto. Torniamo a Treviso, lasciamo la cronaca ma parliamo di un importante progetto, un progetto pilota che parte da Treviso, se ne è parlato oggi a Santa Caterina, per affrontare il tema della disabilità. Occuparsi del progetto di vita delle persone e non per le persone è un passaggio epocale, afferma Paola Roma, neoassessore regionale all'ambito sociale, che nel convegno organizzato da UGL ha messo in evidenza come il fare rete tra ULSS, comuni, enti del terzo settore e volontariato sarà fondamentale e non mancherà nemmeno l'ambito spirituale. Una comunità che non lascia indietro nessuno, ma che si occupa anche del progetto di vita legato anche alla spiritualità, perché all'interno della diocesi di Treviso si è costituito un gruppo di lavoro all'interno proprio di questa parte. Credo che sia fondamentale che ognuno degli attori si metta assieme al sistema. Punto fondamentale è l'INPS, ma anche e soprattutto i medici di medicina generale, con cui lavoreremo insieme di squadra per permettere questa attivazione. Si tratta di mettere a terra un progetto che restituisce centralità alla persona disabile, in linea con le nuove norme, mettendo gli ambiti territoriali sociali in condizione di rispondere meglio e più velocemente alle richieste. Che oggi la risposta alle disabilità non può essere più solo socio-sanitaria, nel senso che non
non si guarda solo alla malattia della persona, al disagio, alla fragilità, ma si riparte invece dalla persona nelle sue diverse fasi di vita e si rispetta quella che è la sua volontà nel vivere la quotidianità. Quindi vuol dire scuola, vuol dire lavoro, vuol dire anche progetti riabilitativi, progetti di sport, vuol dire progetti culturali, quindi la vita della persona. I dati sull'invalidità civile a Treviso mostrano un aumento costante delle prestazioni liquidate, dai 5.280 casi nel 2020 ai 7.369 nel 2024. Ma non si tratta solo di risorse pecuniarie, la cura della persona passa anche da molto altro, come il presidente di Regione Alberto Stefani sta dimostrando fin dall'inizio del suo mandato. È una questione di approccio, sicuramente i fondi sono necessari e probabilmente non sono mai abbastanza, però è un cambio di paradigma nell'approccio, è individuare nel disabile quali sono le sue aspettative. Cioè dimostra che il presidente Stefani non solo è la persona adatta a governare probabilmente anche tutti gli altri processi della regione, ma lo è soprattutto perché ha iniziato probabilmente proprio dalla parte più difficile. Ecco, quando uno si cimenta con le sfide importanti vuol dire che è in grado poi di amministrare anche bene, glielo auguriamo e lo auguriamo a tutti i veneti ovviamente. I temi del sociale anche a Zero Branco per la sagra e la mostra del radicchio rosso, la festa continua fino a domani a Zero Branco, ma dicevamo c'è anche un intento sociale in tutto questo, sentite. Zero Branco rinnova la sua festa dedicata al radicchio rosso di Treviso IGP, uno dei 3 appuntamenti con i prodotti agricoli del suo territorio. Ma questi appuntamenti sono anche qualcos'altro, soprattutto per i giovani. Infatti partecipare all'attività della Proloco sta diventando sempre più anche un momento educativo. Vediamo che ci sono anche tanti giovani che servono i tavoli, vuol dire che è una palestra per i giovani? Certo, noi cerchiamo sempre di esaltare anche i giovani, perché soprattutto per non lasciarli sulle strade, e noi abbiamo anche la fortuna di averne tanti giovani. Che valori date voi ai giovani, al di là del momento di aggregazione? Beh, noi abbiamo dato parecchio, abbiamo anche eliminato a volte delle cose, però abbiamo fatto in modo che ci siano delle aggregazioni tra i giovani, perché qui ormai le aggregazioni sono solo settoriali, non vanno più bene. Prevenzione quindi di fenomeni violenti attraverso la partecipazione in un ambiente genuino e a contatto stretto con gli adulti. Si conferma anche una sana palestra di vita, perché partecipare attivamente alla sagra e a contatto diretto con le persone ridà a molti ragazzi quella dimensione reale che l'abuso di telefonini ha reso per molti solo virtuale. Riuscite quindi ad educarli a stare insieme? Sì, riusciamo, perché abbiamo anche 2 gruppi che seguono i giovani, proprio dedicati apposta, che loro li seguono proprio da principio fino alla fine. Un percorso sociale e educativo che sta contagiando anche altre Proloco, costantemente in cerca di nuove leve per mantenere vivo lo spirito associativo e di servizio alle comunità. Noi abbiamo da anni chiamiamola joint con i nostri amici di Quinto, che per noi sono fratelli ormai, che loro praticamente vengono qui a dare una mano a noi dobbiamo dare una mano a loro, perché ormai il volontariato è una merce talmente rara che se non facciamo così, queste manifestazioni che occupano 200 persone come personale non ci sarebbero. Manifestazioni da numeri importanti a Zero Branco, con i 3 appuntamenti con l'Aspargo, il Peperone e fino a domenica del radicchio rosso di Treviso. La sagra del peperone è quella più famosa, se qui abbiamo in questi momenti circa 15.000 persone di piatti fatti, lì ne abbiamo, non dico il doppio, ma quasi, insomma. Noi abbiamo anche, per dire, dei camperisti che vengono qua, abbiamo amici da Bologna, da Vicenza, da tutta la parte alta dell'Italia. Si avvicina la giornata della memoria, una mostra a Treviso aperto oggi proprio sul tema. La mostra ha il valore di sottolineare la scelta antifascista degli internati militari italiani. Elio è uno degli oltre 650.000. Una scelta che è stata presa in condizioni ovviamente estremamente precarie, con la paura di essere deportati, appunto, ma che è sempre stata reiterata nei lager. Viene chiesto più volte agli internati militari se volevano essere liberi, quindi firmare per il nazifascismo, ma decideranno il 90% insomma di restare nei lager. Ai muri le parole da brivido di Elio Materassi, internato in un campo di concentramento il 12 settembre del 1943.
e le foto di Yuri, il nipote, che anni dopo torna nei luoghi dei racconti del nonno Elio per non farli scivolare nell'oblio. Un viaggio che parte dal bunker Valentin, un luogo da brividi e dove Elio ha passato la maggior parte del suo tempo. Il bunker Valentin è una struttura enorme, se non si va sul posto non si capisce appunto la dimensione, che è stato costruito da deportati, non solo da internati militari, e aveva l'obiettivo di assemblare pezzi per la costruzione degli U-boat, i sommergibili modernissimi che Hitler intendeva usare per la guerra marina. Luogo mai andato a regime, ma nel quale sono morti centinaia di lavoratori mentre lo costruivano, inghiottiti dal cemento. Al suo interno ci sono appunto molti deportati che per fame, per svenimento, per anche infortuni sono caduti nel cemento fresco e lì sono rimasti, quindi noi lo consideriamo un po' un cimitero a cielo aperto, ecco. Il centro studi ne ha fatto anche un libro, recuperando materiale anche dagli archivi tedeschi. Una mostra itinerante che non a caso si chiama In ricordo, parola che contiene la radice di cuore e coraggio e che restituisce dignità e valore a quel tempo e che richiama la forza morale con cui gli internati affrontarono il loro destino. E anche nel mio istituto questa mostra è stata, uso il termine appunto, utilizzata più volte, proprio perché anche da una foto simbolicamente si possono astrarre varie tematiche, non solamente legate alla deportazione, ma alla guerra, alla fame, al coraggio anche di queste persone che hanno saputo dire no anche in quelle condizioni appunto di estrema sopravvivenza. Sarà impegnato tra pochi giorni a San Siro con lo spettacolo inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lui è Damiano Micheletto, regista teatrale veneto con forti radici trevigiane, alle prese però anche con il suo primo film. La primavera non è solo un momento anagrafico, cioè legato alla giovinezza. Primavera è ogni momento della vita in cui sei chiamato a fare una scelta e trovi il coraggio di rischiare, ripartire. Trovi il coraggio di non rimanere nella rassegnazione. E questo è il messaggio dedicato soprattutto ai giovani del film di Damiano Micheletto, regista teatrale di fama internazionale che per la prima volta si è messo dietro una macchina da presa con una sceneggiatura cinematografica. E Primavera è il film che ne è uscito, dove la storia di un'orfana dell'ospedale della Pietà si intreccia con quella del prete rosso Antonio Vivaldi. Siamo nella Venezia che inizia a vedere la fine della Serenissima, ma la vicenda e soprattutto la protagonista sono modernissime. Cecilia è una donna che lotta, è una donna che fa l'errore di pensare di essere libera in una società, quella del Settecento, in cui lei come orfana poi semplicemente non contava niente, non aveva la possibilità di scegliere, non era libera. Lei per un momento si immagina, ragiona come una donna moderna, vuole scegliere e per questo viene punita perché non le è permesso. Una sfida quindi che nasce quando la protagonista capisce quale sia la sua strada. Il titolo del film fa riferimento un po' come se lei venisse al mondo forse solamente in quel momento lì, quando scopre qual è la sua vocazione, no? Che è una cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno, no? Scoprire qual è la nostra voce, qual è quello che ci spinge. Un film dove la musica incanta lo spettatore, trasportandolo nella trama che gioca un ruolo importantissimo, quasi un ritorno al cinema di contenuti e non solo di effetti speciali. È molto umano nel modo in cui l'abbiamo anche girato, è un film che ha poca post-produzione, la fotografia è tutta una fotografia creata sul set, non ci sono ritocchi particolari, perché l'obiettivo è di creare una storia che possa restituirti una verità, che restituisse dignità a Cecilia e fosse anche un messaggio per noi per vivere la propria vita con questo tipo di dignità. L'impronta teatrale emerge in tutto il film, per un impegno che ora il regista veneto ha trasportato alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con Armonia, spettacolo nella cerimonia di apertura del 6 febbraio, dove immaginiamo comunque un po' dell'anima di Cecilia aleggerà anche sullo stadio di San Siro. Il coraggio di provarci sempre forse è la cosa che Cecilia ci lascia e che questo film mi ha permesso di fare. E con uno sguardo anche ovviamente a Milano Cortina sono state consegnate le benemerenze del CONI a Treviso.
Le stelle di bronzo al merito sportivo a dirigenti e società, le palme di bronzo a tecnici e allenatori, le medaglie d'oro, argento e bronzo al valore atletico a chi lo sport lo pratica in prima persona. A Santa Caterina la cerimonia di consegna delle benemerenze del CONI alle realtà sportive e agli atleti trevigiani. Quest'anno abbiamo un record, l'anno scorso 45, quest'anno 46 fra dirigenti, società sportive, allenatori e atleti. Questo la dice lunga, secondo me, sulla attività che viene fatta e che viene ripetuta nella provincia di Treviso. Non a caso la provincia di Treviso è tuttora la provincia più sportiva della regione Veneto. Insieme a queste cerimonie delle benemerenze sono sicuro che la fiaccola olimpica potrà, con i risultati che faremo anche a Cortina con i nostri atleti, alimentare la voglia di fare sport di tutti i ragazzi e le ragazze del Veneto, che è la nostra vera missione. Volley, basket, calcio sono gli sport di squadra, quelli che fanno maggiormente parlare di sé, ma molte eccellenze di marca arrivano dalle discipline individuali, in cui sono dei singoli, quindi a superare i traguardi più prestigiosi. Qui ci sono attualmente delle persone che negli anni successivi, perché queste onorificenze si riferiscono al 2023, che già nel 2024-2025 sono arrivati a livelli mondiali, e perciò c'è uno sport che vivo e continua a vivere qui nella provincia di Treviso. Un movimento sportivo trevigiano in crescita, sostenuto dalle amministrazioni del territorio, 27 i comuni rappresentati a Santa Caterina. Abbiamo anche entità come le ULS, come gli stessi, la questura, diremmo gli stessi organi, che ci chiedono collaborazione per poter avvicinare una determinata gioventù che non sta facendo le cose per bene, di avvicinarle sempre più allo sport. Qualcuno diventerà campione, ma tutti i ragazzi e le ragazze che fanno sport saranno poi dei cittadini migliori per l'Italia. E adesso andiamo nel Bellunese. E proprio dalle Olimpiadi ripartiamo, ma ripartiamo con la tempesta politica di queste ore, che verte su un acronimo diventato tristemente noto in queste settimane: ICE, il corpo di polizia federale americano noto per le violenze retate contro i migranti e che ha portato migliaia di persone in strada a Minneapolis, perché a Minneapolis sono stati i casi più gravi riscontrati. Ebbene, l'ICE sarebbe coinvolto nella sicurezza delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È lo scoop pubblicato oggi da Il Fatto Quotidiano, questa indiscrezione che scatena la tempesta politica, il governo che minimizza, le opposizioni invece che insorgono. Scoppia il caso ICE a Milano Cortina 2026, secondo quanto rivela Il Fatto Quotidiano nell'esclusiva di Stefania Maurizi. Agenti del temuto corpo federale impegnato negli Stati Uniti nella repressione della presunta immigrazione irregolare saranno presenti in Italia per supportare il servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti durante le Olimpiadi e Paralimpiadi. Una indiscrezione che ha avuto un effetto deflagrante in Parlamento. Questo è uno degli aspetti che mai erano stati discussi in Parlamento, non erano mai stati presenti come risposte alle interrogazioni che abbiamo fatto sia alla Camera che al Senato, e Piantedosi questa volta deve davvero dare una risposta esauriente e convincente. A stretto giro il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha smentito la notizia, ma ha anche aggiunto: non vedo quale problema ci sia. Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali e si tratterebbe di modelli consolidati di collaborazione con un paese alleato. Le opposizioni non ci stanno. Il Partito Democratico chiede chiarezza su funzioni, limiti e regole di ingaggio degli agenti americani e annuncia un'interrogazione parlamentare. La sicurezza di un grande evento internazionale, dice il responsabile Matteo Mauri, deve avvenire nel rispetto delle regole e dei principi costituzionali. Non si può apprendere dalla stampa la presenza di apparati di sicurezza stranieri. Interrogazioni anche dal Movimento 5 Stelle, che chiede al governo quale sia il titolo giuridico che consentirebbe la presenza dell'ICE sul suolo italiano e su quali accordi formali si fondi. Ancora più duro Alleanza Verdi e Sinistra. Per Marco Grimaldi si tratta di una perdita di sovranità, mentre la capogruppo Luana Zanella parla di una presenza gravissima e inaccettabile. È veramente scandaloso. Questo corpo che noi conosciamo attraverso le notizie nei media
nazionale e internazionale si è macchiato di lesioni gravissime dei diritti umani e adesso lo vogliamo anche qui, perché il nostro governo, le nostre forze dell'ordine non possono garantire, non sono autonome nella gestione della sicurezza. Al centro dello scontro l'immagine dell'Italia e lo spirito stesso delle Olimpiadi, un evento che dovrebbe unire ma che a 13 giorni dall'accensione del braciere infiamma una polemica politica destinata a far discutere. Vedremo come si svilupperà anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni questa polemica. Intanto la cronaca: sono gravi le condizioni di un ice climber di 37 anni di Vigo di Cadore, precipitato da una cascata di ghiaccio a Perarolo. Di Cadore è recuperato grazie a un complesso intervento di soccorso, ostacolato peraltro dal maltempo. L'allerta stamane alle 10:50, quando due compagni hanno chiamato il 118, rimasto sospeso in parete l'uomo privo di conoscenza è stato portato dagli amici alla base della cascata tra il Pian di Dubiea e il Boite, dove sono arrivati equip medica, tecnico di soccorso e le squadre del soccorso alpino. Subito sono state prestate le prime cure urgenti all'infortunato, che poi è stato caricato sulla barella assicurata con la corda, calato a ritroso lungo l'itinerario e trasportato all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Treviso. Grande la partecipazione nonostante il freddo e la pioggia oggi a Feltre, il corteo per il lavoro organizzato dai sindacati CGIL e Cisle Will, sostenuto da amministratori locali e dalla politica. In corteo a Feltre per difendere il lavoro, centinaia di lavoratori e di famiglie e la dignità di un intero territorio in apprensione da diverse settimane ormai per l'evoluzione rapida quanto drammatica del futuro di pezzi della storia industriale della provincia, Idro, Ceramica Dolomite ed Bosch. E potrebbero essere solo le prime avvisaglie di una crisi strutturale più grave, visti i segni di debolezza mostrati da una parte della manifattura segnata dal rallentamento dell'occhialeria. La provincia di Belluno non può perdere il proprio tessuto manifatturiero, che è stata la punta di diamante in questi anni di questa provincia. Abbiamo denunciato con forza in questa manifestazione le crisi che sono oggi presenti nel bellunese. Le crisi aziendali che stanno impoverendo il nostro territorio. Con forza abbiamo denunciato queste e con altrettanta forza abbiamo chiesto un nuovo patto industriale, un nuovo patto sociale, un grande patto per la provincia di Belluno. Un patto per il rilancio della provincia, a cominciare dai servizi essenziali che mancano, casa, infrastrutture, trasporti. Oggi era un momento di democrazia per dire che il lavoro è libertà e dignità per le persone, per le famiglie e per il nostro territorio bellunese. È giusto dirlo, sì, eravamo forse un po' incazzati, ma anche con uno spirito ottimista per il futuro. Al corteo il sostegno dei sindaci della provincia, della regione e del Consiglio regionale. Tutti concordi nel sostenere che la montagna deve avere gli strumenti per essere forte, per non essere considerata e trattata come terra di conquista. Apprezzata la presenza del Vescovo in rappresentanza di tutta la comunità diocesana. Noi non siamo cittadini di questa Repubblica per investitura da parte di qualcuno o perché ci concede qualcosa. Noi siamo cittadini per il lavoro. Abbiamo visto in apertura le polemiche politiche sulle Olimpiadi, su IC, la presenza o meno del corpo federale statunitense. Adesso invece parliamo delle Olimpiadi e della festa delle Olimpiadi, perché la provincia di Belluno è pronta. Domani la fiamma olimpica approderà dunque nel territorio di Belluno, dove da Feltre, al capoluogo, passando per la sinistra Piave, i tedofori porteranno il sacro fuoco di Olimpia. Si apre una nuova fase per la nostra montagna, ora è il momento del riscatto e del rilancio, scrive in una nota il presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. A Belluno non ci sarà il sindaco Oscar De Pellegrini, ancora in convalescenza, già tedoforo. Nel suo messaggio ai cittadini l'invito ad essere presenti domani sera per la grande festa in Piazza dei Martiri, che, lo ricordiamo, inizierà alle 17 e si concluderà con l'accensione del braciere prevista per le 19:30 e che seguiremo per voi in diretta. Quindi domani sera alle 19:30 state collegati, perché all'interno del telegiornale di Treviso ovviamente faremo vedere in diretta con la nostra Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi proprio l'accensione, l'arrivo della fiamma olimpica, l'accensione del braciere. C'è un'altra notizia di sport però che invece riguarda il calcio, la partita del sorriso, torna alla quarta edizione.
l'iniziativa di beneficenza organizzata dal Comune con il sostegno del CONI e della FIGC. In campo non contano ruoli, incarichi o titoli. Alla partita del sorriso vince soprattutto la voglia di stare insieme. Da una parte i giornalisti bellunesi, dall'altra gli amministratori del comune di Belluno. 90 minuti, anzi molto meno, di calcio a 5, sorrisi, qualche sfottò e tanta partecipazione. Appuntamento per tutti sabato 31 gennaio alle 18:30 al Pala de Mas di Belluno. La competizione sullo sfondo, perché il vero risultato si misurerà fuori dal campo. L'iniziativa sosterrà infatti il progetto Tutti a scuola di Insieme si può, con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un'aula scolastica per i bambini dell'Uganda. Dal territorio della provincia di Belluno nel 2025 abbiamo sostenuto 90 studenti di varie scuole proprio per andare a scuola in maniera equa come i loro compagni, e poi per la costruzione di un'aula in Karamoja in Uganda, dove noi operiamo stabilmente, per garantire ai bambini un'aula dignitosa e non andare più a scuola sotto l'albero. Tra parate improvvisate, gol più o meno fortunati e atmosfera scanzonata, la serata dimostrerà come lo sport può diventare un linguaggio universale di condivisione e solidarietà, perché quando si gioca per una buona causa il sorriso è assicurato e il gol più bello è quello fatto insieme. L'invito è ai cittadini, ma anche alle squadre sportive che sono dell'ambiente, di venire, di fare il tifo, ma soprattutto di partecipare a sostenere questa iniziativa di Insieme si può e dimostrare che lo sport e la solidarietà sono una cosa sola. Sostegno garantito dagli sponsor, patrocinio di CONI e FIGC. L'entrata per il pubblico sarà offerta libera. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.